Do la parola al segretario per l'appello. Annalisa Rampina, Niccolò Davide, Beata Danila, Raffaello Luca, con Giuseppe, Papa Andrea Vittoria, Alberto Giovanni, Andrea Pato Giorgia, Pato Villa Pietro, Alice Torretanna, José Marta, Giustificata? Va caro Gabriele e va caro Gianmaria. Quindi assente solo De Marta, 12 presenti. Grazie segretario. Allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno, vale a dire la variante numero 3 al piano degli interventi. Qui andiamo a votare l'adozione. Do subito la parola all'architetto Petrecca che ha bisogno di fare una precisazione. Buonasera a tutti. Nello schema di delibera che avete ricevuto mancavano gli estremi dei protocolli con i quali sono state trasmesse alla Regione Veneto le richieste di parere sismico e di parere di compatibilità idraulica, perché al momento di chiusura dell'iter amministrativo nel software gestionale non erano ancora presenti, e i protocolli sono il numero 2645 e 2654 del 19/2/2025. Fatta questa precisazione, Grazie, sì, passerei direttamente la parola a Matteo Gobbo, l'urbanista estensore di questa variante. Vi potete spostare. Esatto, direi di spostarci di là così possiamo seguire le slide. Buonasera a tutti i presenti. Nella seduta odierna di Consiglio Comunale andremo ad adottare la variante numero 3 al piano di interventi del Comune di Pieve del Grappa. Una variante parziale che introduce 12 modifiche che sono prevalentemente derivanti da istanze puntuali. In particolare sono 11 istanze puntuali che sono pervenute, oltre ad altre istanze che sono state valutate non idonee, non compatibili con la normativa vigente e con le previsioni di patti, e la modifica numero 12 che è un aggiornamento, un adeguamento, lo vedremo poi alla fine dell'esposizione, su indicazione dell'ufficio urbanistica e edilizia privata. Adesso andrò a descrivere brevemente le modifiche e ovviamente, come di consueto, rimaniamo a disposizione per domande puntuali sulle modifiche che caratterizzano questa variante. La modifica numero 1 consiste nella individuazione all'interno del tessuto TS e di 18 della Gerla di un annesso non più funzionale numero 20, per esattezza, e l'indicazione sempre nella pertinente scoperta dell'edificato, del fabbricato esistente, di un nuovo lotto libero per la realizzazione di un fabbricato a destinazione abitativa di nuova costruzione. Modifica numero 2, si tratta di una variante verde di fatto, consiste nella riclassificazione di una piccola porzione di zona C1, 12, siamo ubicati in via Madonna del Covolo, quindi a margine tra il tessuto storico A7 e il tessuto urbano C1-12. La modifica consiste nella riclassificazione della C1-12, che in sé ha capacità edificatoria, in zona A7 che non ha capacità edificatoria se non con sagome puntuali individuate nel piano di interventi nella tavola 1000. Modifica numero 3 riguarda una modesta e marginale ripermeazione della zona A57, quindi tessuto storico. Siamo all'interno del tessuto storico di via Farra, per il quale si chiede la ripermeazione. È una modifica finalizzata alla possibilità di creare un ampliamento del 15% del volume lordo esistente, che è finalizzato a realizzare, diciamo, un ampliamento, è stato anche descritto nella evoluzione tecnica, di 6x4, quindi 6 metri lineari per 4 metri lineari. Quindi si tratta di una modifica che consente l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Modifica numero
4. Interessa anche in questo caso il patrimonio edilizio esistente. Si tratta di un fabbricato posto lungo via Madonna della Salute, per il quale, ai sensi della legge urbanistica 11/2004, articolo 41, comma 4 ter, è ammesso l'ampliamento in fascia di rispetto stradale del 20% a condizione che il PI preveda una scheda norma puntuale per consentire l'ampliamento di cui vi ho dato cenno normativo. Questa possibilità è stata recepita dal nostro piano di interventi all'articolo 15 e i commi 13 e 14, quindi si tratta di una mera attuazione di una possibilità di legge data dalla legge 11 2004, quindi ampliamento fino al 20% sul lato opposto di quello fronteggiante la strada. In questo caso via Madonna del Popolo. Quindi è una scheda norma che permette di intervenire anche in questo caso sull'edificio esistente. Madonna della Salute, scusate. Modifica 5 e 6 sono simili, riguardano due porzioni di tessuto urbano esistente, in questo caso siamo presso diciamo, le 4 strade, nello specifico l'edificio posto lungo via Piave, Albergo da Romano per essere ancora più chiaro, il quale per una trasposizione cartografica, per una traduzione dei tessuti urbani in zone territoriali omogenee non aveva assunto la corretta destinazione urbanistica. Di fatto il piano vigente non lo classifica come zona urbana consolidata, ovvero come zona B. La modifica numero 5 e la modifica numero 6 va proprio a riconoscere la corretta destinazione urbanistica di questi due fabbricati. Come voi ben sapete, l'ambito dell'Albergo da Romano è completamente antropizzato, completamente costruito, quindi si tratta di un riconoscimento dello stato dei luoghi. Con la stessa diciamo, modalità e stessa valutazione abbiamo riconosciuto la porzione al di là della strada, quindi a sud di via Piave, quindi delle 4 strade, dove abbiamo riconosciuto anche per questo caso la zona B al mappale di riferimento che come vedete anche dalla foto satellitare è costruito e insiste un fabbricato a destinazione residenziale, quindi queste due modifiche sono prese d'atto dello stato dei luoghi. Delle prese d'atto che la stessa flessibilità del PATI ci permette di intervenire in sede di piano di interventi. Istanza numero 13 che comporta la modifica numero 7, una modifica normativa, anche in questo caso dà la possibilità di poter intervenire sul patrimonio edilizio esistente, in particolare quello storico, quindi all'interno delle zone A, quindi quello di maggior pregio. Nello specifico ammettiamo la possibilità di realizzare a livello normativo corpi di fabbrica accessori, quindi garage, magazzini, elementi di raccordo. No, non ci sono immagini perché è una variante normativa, quindi non ha una ubicazione sul territorio, ma interessa tutti i centri storici del comune di Pieve del Grappa. La volontà è quella di dare la possibilità a questi interventi di poter realizzare questi corpi di fabbrica secondari, quindi non principali, con una copertura piana. Quindi non andiamo a stravolgere la natura, la connotazione, le caratteristiche storico-testimoniali dei nostri centri storici, ma diamo la possibilità di poter realizzare questi manufatti minori anche con tecniche costruttive che non sono tipicamente a due falde come caratterizzano i nostri centri storici, a condizione, quindi facciamo salvo la presenza di norme superiori, esempio PAMAG, quindi piano d'aria, o il grado di protezione che non ti permette l'intervento previsto. Quindi norme specifiche di maggiore rango vengono diciamo fatte salve e quindi possono non permettere l'apertura che abbiamo dato con questa modifica all'articolo 36. Modifica numero 8, si tratta di una riclassificazione di una porzione di tessuto consolidato, siamo in via Molinetto a Crespano, è un'area che a sud del plesso scolastico, FA3, per la quale la proprietà chiede che venga riclassificata la porzione di FA non attuata e anche nell'istanza hanno dimostrato decaduta in quanto era stata inserita ancora nei vecchi PRG e venga data una corretta destinazione urbanistica che in questo caso è la zona B. In assenza di una programmazione di opere pubbliche, di un progetto in atto, il piano viene aggiornato in termini di nuova destinazione
residenziale, fatto salvo che se l'amministrazione comunale ha intenzione di procedere con un ampliamento, con una implementazione della dotazione scolastica in quest'area, può procedere come la norma statale prevede, come un'opera pubblica invariante al piano degli interventi, quindi è sempre possibile in ogni momento. Modifica numero 10 è similare a una modifica numero 9, scusate, si tratta di dare la possibilità sempre all'interno del testo storico, quindi potete vedere come queste modifiche vanno in prevalenza a intervenire sul patrimonio edilizio esistente. Questo è anche un bel segnale per quanto riguarda anche l'attività edilizia e pianificatoria del Comune. In questo caso siamo all'interno del tessuto storico A2 in via Madonna del Covolo, dove si dà la possibilità di poter realizzare un portico a servizio del fabbricato in cui insiste, diciamo, l'intervento principale. Questa possibilità viene data anche verificata l'importanza e il valore storico testimoniale del fabbricato stesso, in quanto nel caso specifico ha un grado basso, si tratta del grado 4. Modifica numero 10, diciamo, è l'unica modifica che, come vedremo nella tabella finale della relazione, comporta un consumo di suolo, perché si tratta dell'individuazione presso il tessuto storico zona A25, tessuto storico 01 in via Sant'Andrea, la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato a destinazione residenziale mediante individuazione di un lotto libero. In questo caso abbiamo individuato sul mappale di proprietà un lotto libero di 800 cubi finalizzato alla realizzazione di questo fabbricato derivante da specifica istanza. Anche in questo caso la verifica di conformità era stata valutata in funzione anche della flessibilità che viene data dal PATI al PI, e quindi la possibilità di rivedere, di precisare i confini delle zone storiche, dei tessuti storici. Modifica numero 11 riguarda sempre all'interno del tessuto storico 5 a Paderno, in particolare Villa Fietta, che è correttamente giustificata, è correttamente classificata zona FA, quindi area per l'istruzione. In questo caso i proponenti chiedono di ampliare il ventaglio di destinazioni d'uso compatibili al fine di poter dare una maggiore, diciamo, maggiore offerta sull'utilizzo del complesso storico testimoniale. Quindi la modifica, prego. Chiedo che tenga verbale, quindi l'ho modificato l'indirizzo, quindi è via Casinati e Tomaffi e numero 6. Sì. Quindi, grazie verbale la correzione. Suore no? Comincia congregazioni delle suore. Ok. Ok. Non l'avevo visto. Avevo un po' deviato. La tecnologia. No, sono i correttori. Quando tu correggi anche la San Maffi, probabilmente quello a Fame. La modifica, tornando al contenuto della modifica numero 11, è pertanto una modifica normativa con l'ampliamento proprio del ventaglio delle destinazioni compatibili. L'unica destinazione che non è stata accolta è quella di Aprodi Parapendio, che è una destinazione che abbiamo ritenuto non compatibile con l'utilizzo, a differenza di tutte le altre che sono, diciamo, funzionali anche alla destinazione d'uso, che è area per l'istruzione, l'educazione e la cultura. Ultima modifica, che è quella, diciamo, fisiologica dell'ufficio urbanistica, è finalizzata ovviamente nella gestione, diciamo, quotidiana, settimanale dei piani interventi, a allineare ed armonizzare cartografia e norma e schede
e schede normative, in questo caso schede sintetico di progetto. Abbiamo eliminato la fascia grafica del depuratore dismesso in viaggiare. Abbiamo riportato in grafia i 200 metri del vincolo cimiteriale in quanto previsti dalla norma vigente, quindi non solo il vincolo che è stato ridotto negli anni con appositi atti, ma anche la norma generale che parla di 200 metri. Abbiamo apportato altre correzioni puntuali su indicazione da parte dell'ufficio e nello specifico abbiamo, per effetto della faglia che attraversa il territorio comunale, abbiamo rivisto l'edificabilità che abbiamo ereditato dal P generale e che è stata di fatto congelata per effetti della faglia attiva capace riconosciuta dallo studio di microzonazione sismica. Ultima modifica, abbiamo limitato la destinazione a livello normativo residenziale nei casi di cambi d'uso per quanto riguarda il piano terra. In attesa, perché la Regione, lo Stato e la Regione ha, diciamo, liberalizzato a livello di intervento edilizio. Il fatto sta che i comuni si trovano, e non solo Pieve della Grappa, con la difficoltà di gestire dei cambi d'uso in situazioni dove il piano terra è direttamente su area pubblica, su viabilità, e quindi abbiamo per il momento, in attesa di che in particolare il legislatore regionale dia delle indicazioni più specifiche, abbiamo limitato questo cambio d'uso perché logicamente crea dei problemi anche di fatto e gestionali e non solo di sicurezza. Mi fermo qui, ovviamente rimango a disposizione per ogni chiarimento in merito. La variante quindi apporta a livello di carico insediativo un carico insediativo aggiuntivo di circa 5.000 cubi e per quanto riguarda il consumo di suolo abbiamo un consumo dato da quel lotto libero che abbiamo individuato nel nucleo storico di Sant'Andrea di 610 metri quadrati, che è il lotto dove andrà ad essere realizzato il futuro edificio ad uso abitativo. Grazie per l'attenzione. Io direi che le domande sono qui, magari può servire la tecnologia. Però vediamo un intervento. Grazie. Bene, allora si provvede a una votazione unica. Vi ricordo che chi nelle osservazioni che vengono adottate dovesse avere parenti fino al quarto grado non può partecipare alla votazione, quindi so che tutti avete verificato. E quindi tutti presenti, passiamo alla votazione. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno astenuto, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno astenuti, nessuno. Ringraziamo il nostro urbanista Matteo Gobbo e ci rivediamo, insomma, tutto il resto. Grazie. Grazie all'architetto Petrecca. Passiamo ora al secondo punto, vale a dire la prima variazione da parte del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2025-2027. Do la parola all'assessore Pontini. Grazie. Allora, come al solito cercherò di essere molto rapido, ma dare comunque una scorsa a quelli che sono gli elementi principali della variazione di bilancio e anche delle ragioni per le quali sono stati fatti. Allora, in termini di entrate abbiamo maggiori entrate per 6.000 euro riguardo i diritti di segreteria per il riconoscimento della cittadinanza italiana, è un fenomeno abbastanza normale, soprattutto per chi ha parenti che arrivano dall'estero. Abbiamo introdotto un tariffario per i documenti che ha 3 fasce, 600, 300, 250 euro per ognuna delle diverse tipologie di operazione anagrafica richiesta, residenza e così via, emissione di passaporti, eccetera. Abbiamo altri 30.000 euro di entrate per il contributo BIM Piave relativo al 2025, che è una partita che sostanzialmente
viene erogata dal consorzio tutti gli anni, ma che per prudenza viene inserita successivamente quando si ha contezza che l'importo entrerà effettivamente. Poi abbiamo 20.000 euro di assestato per i proventi di concessioni cimitariali, che è un lavoro che stiamo facendo per andare a verificare insieme con Brotto la effettiva proprietà delle singole concessioni. Abbiamo da registrare anche un contributo regionale per i servizi sociali associati di 45.000 euro e abbiamo ottenuto un contributo dalla Banca Terre Venete per 20.000 euro. Poi andremo a vedere come verranno investiti. Questo è il quadro, diciamo, rapido delle entrate. Le uscite invece sono relative a un terzo dell'imposta di registro sulla lite con Asco Holding, che per legge prevede anche che chi ha vinto, caso in appello nel nostro caso, debba comunque versare un terzo dell'imposta di registro. Abbiamo spese per le esumazioni e attività cimiteriali, allegrie. Successivamente dobbiamo sistemare col Comune di Castello di Godego, che gestisce il Sentiero degli Ezzellini, alcune rate non pagate per gli anni precedenti, per precisione 3 anni, 1.000 euro l'anno, che vanno ad aggiungerci ai 1.000 che avevamo già stanziato per il 2025. Abbiamo incrementato di 1.400 euro il fondo di riserva per gli imprevisti di giunta e in ultimo dobbiamo finanziare il fondo obiettivi di finanza pubblica. Di cosa si tratta? Avrete visto probabilmente sui giornali. Sono stati accantonati da parte del nostro governo 2 miliardi di euro complessivamente a carico degli enti locali, province e comuni. Tutto questo viene scaricato sulla provincia, che a sua volta finisce sul comune, e quindi dovremmo complessivamente in 5 anni accantonare 100.000 euro, di cui 11.000 quest'anno partono lentamente e caricano successivamente. Quindi ecco, abbiamo messo a bilancio questa cosa. Non sono soldi che perdiamo, sono soldi semplicemente che accantoniamo, che poi saranno disponibili successivamente per investimenti. Questo direi che è tutto. Aggiungo solo un dettaglio, io avevo detto 22.000 perché di accantonamento, perché nel frattempo la norma è stata modificata, tra l'altro non so neanche se sia arrivato proprio il codice esatto però anche lì. Aggiungo soltanto che con i 20.000 euro di contributo alla banca l'obiettivo è quello di riqualificare i giardini pubblici, che è quelli in centro, insomma, ecco. E poi ovviamente andremo a reinvestire 45.000 euro sui servizi sociali come tenuti dalla regione. Questo è tutto, direi. Grazie, non so se ci sono domande o interventi, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Passiamo ora al punto 3, vale a dire la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-27, ratifica della deliberazione di giunta numero 10 del 29/1/2025. Do sempre la parola all'assessore che vi illustra, anche se ne ha accennato anche prima del tema. Allora, abbiamo, scusate che mi ho messo le carte. Allora, sostanzialmente la cosa principale riguarda la causa scolding e di conseguenza la necessità di andare a finanziare il ricorso in Cassazione. La storia è abbastanza lunga, avevamo perso in prima battuta, avevamo vinto in appello, adesso la Scolding ha deciso di ricorrere in Cassazione, quindi ci saranno 2 cause, una per, diciamo, controbattere all'annullamento da parte alla richiesta di annullamento della sentenza di appello e successivamente per gestire la nuova causa in Cassazione.
Per questo abbiamo 65.000 euro di spese legali sostanzialmente, insomma. Dopodiché abbiamo, questo è l'ultimo punto diciamo significativo, abbiamo investito dei contributi ancora del PNRR che riguardano l'automazione e la digitalizzazione dell'anagrafe nazionale, quindi sostanzialmente l'adesione allo stato civile digitale e successivamente l'utilizzo e il collegamento con la piattaforma Cargo PA, che è quella che consente di andare a fare i pagamenti sui enti pubblici. Questo è il grosso. Esatto, passiamo, non so se su questo ci sono domande, passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti, contrario, nessuno, e astenuto nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrario, nessuno, astenuti nessuno. Passiamo ora al punto 4, vale a dire l'integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'anno 2025. Do la parola al vice sindaco. Allora, questa è un'integrazione in quanto il piano delle alienazioni era stato approvato con il DUP a dicembre. Il piano delle alienazioni appunto ha lo scopo di ordinare e elencare tutti i beni mobili che possono essere destinati o all'alienazione o alla cessazione o al comodato d'uso o alla locazione, insomma, del comune, e sono stati aggiunti due mappali, uno in via San Giacomo, che è un relitto stradale, un sentiero adesso, ecco, che insiste in mezzo a due proprietà, e uno è un terreno, un'area verde nell'ex lottizzazione Colferrai in via San Pio X a Paderno. Ecco. Non so se su questi ci sono domande o interventi. Nessuno. Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrari, nessuno, astenuti nessuno. Passiamo ora all'ultimo punto, l'interrogazione del gruppo di minoranza Viviamo Pieve inerente all'organizzazione di un incontro pubblico avente ad oggetto chiarimenti sul nuovo regolamento comunale di polizia rurale. Do la parola al gruppo Viviamo Pieve per la lettura. Buonasera, al signor Sindaco di Pieve Grappa, all'assessore Luca Raccanello e ai consiglieri comunali. I sottoscritti Torresana Alice e Design Marta e Vaccaro Gabriele, consiglieri del comune di Pieve Grappa, presentano la seguente interrogazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento. Aspetta, te me porti via. Un attimo. Oggetto riunione non problema. Oggetto riunione pubblica sul regolamento rurale richiesta di chiarimenti. Durante il Consiglio Comunale del 30 settembre scorso il Sindaco e l'Assessore Raccanello avevano dichiarato che era intenzione dell'amministrazione comunale organizzare una riunione pubblica con la cittadinanza per chiarire il regolamento rurale che era in corso di approvazione. Nel corso del Consiglio Comunale del 28 novembre scorso il Sindaco aveva ulteriormente precisato che tale incontro sarebbe tenuto a gennaio e l'assessore Raccanello conveniva che sarebbe stato organizzato con l'anno nuovo. Ad oggi tale riunione non risulta ancora essere stata prevista. Chiediamo quindi di conoscere la data fissata per tale incontro con la popolazione, considerato che con l'arrivo della stagione primaverile le tematiche legate al settore agricolo, in particolare l'erorazione delle colture con prodotti fitosanitari, antiparassitari, la regolamentazione dello spargimento dei liquami e gli orari previsti dal regolamento rurale diventano di particolare interesse per la cittadinanza. Ogni anno si verificano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini che spesso, per scarsa conoscenza del regolamento vigente, faticano a comprendere le regole e le necessità del mondo agricolo. Un incontro pubblico, come già promesso dall'amministrazione, sarebbe un'importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza, avvicinare il mondo agricolo ai residenti e promuovere una maggiore tolleranza e conoscenza reciproca. Si chiede pertanto al sindaco e all'assessore competente quando è previsto tale incontro con la popolazione, tenendo conto dell'imminente periodo in cui la cittadinanza inizierà a chiedere informazioni in merito allo svolgimento delle pratiche agricole. Si chiede che la presente interrogazione sia posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Se posso aggiungere,
ci sono già state arrivate, ci sono già pervenute delle segnalazioni. Noi abbiamo risposto che comunque gli agricoltori stanno seguendo il piano rurale, però loro dicono praticamente un po' si innervosiscono. Cerchiamo di dare un po' di conoscenza in maniera che io il piano rurale non ce l'ho sotto mano e non posso saperlo a memoria naturalmente, perché non è neanche il mio settore. Per piano rurale tu intendi il regolamento di polizia Sì, il rurale? regolamento, Sì, sì. scusa. No, è perché dopo sennò chi è a casa magari non capisce. Hai ragione. No. Il regolamento rurale non posso saperlo a memoria e non è neanche il mio settore, però appunto per evitare che ci siano, come ogni anno, determinati conflitti che non portano comunque a nulla, converrebbe appunto, come già richiesto anche in passato, renderla pubblica. Dopo, quando l'abbiamo resa pubblica, abbiamo fatto tutto il possibile per far conoscere alla gente ciò che dice questo regolamento, tutto qua. Allora, solo una precisazione. Intanto non capisco perché le segnalazioni le facciano a voi, nel senso, cioè che senso ha farle a voi? Molte Siete i vigili? segnalazioni. No, sì. però voi dovete semplicemente rispondere che chiamino i vigili. I vigili ad ogni telefonata, e sono lì per quello, sono sempre andati e sono sempre usciti. Laddove c'è il non rispetto delle regole, del regolamento, perché Certo. noi abbiamo fatto una modifica del regolamento aggiornandolo con altri argomenti di cui non trattava prima, ma il regolamento di polizia rurale c'è sempre stato e alcune, soprattutto sullo spargimento liquami, le regole sono quelle, non è che abbiamo stravolto o cambiato. Quindi i vigili laddove trovano il non rispetto di una delle regole, degli articoli del regolamento, chiaramente sanzionano. Laddove non c'è, avvisano la persona che ha fatto la segnalazione che non c'è motivo. Quindi facciamo, altrimenti creiamo un cortocircuito. Il regolamento è pubblico ed è sempre sul sito e ripeto, è ovvio che nessuno lo può conoscere a memoria se non è un addetto ai lavori, però è proprio per questo che è meglio segnalare direttamente al comando di polizia locale. Semplicemente così. Do la parola all'assessore che risponde perché giustamente risponde lui, non il sindaco. Seguiremo con i microfoni. Allora, in riferimento all'interrogazione presentata in data 17/2/2025. Adesso può. Ok. Più o meno. Relativa alla richiesta di chiarimenti sulla convocazione di un incontro pubblico sul regolamento di polizia rurale, si precisa quanto segue. L'amministrazione comunale ha già provveduto a organizzare un confronto con gli agricoltori il 23 luglio 2024, prima dell'approvazione del regolamento di polizia rurale in Consiglio Comunale, garantendo così il necessario coinvolgimento delle categorie interessate e acquisendo i contributi utili alla definizione del testo normativo. Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario convocare un ulteriore incontro pubblico, tuttavia per eventuali richieste di chiarimento da parte della cittadinanza restano a disposizione gli uffici comunali competenti. Si ricorda inoltre che il regolamento di polizia rurale è consultabile da chiunque sul sito istituzionale del Comune. Questa è Bene. la mia risposta. Sì, ma allora non trovo... Puoi avvicinarlo, dovrebbe farcela. Sì. Sì, ma allora non trovo il nesso che il 30 di settembre avevate detto che organizzavate una... No, l'ho detto io, ma intendevo un incontro pubblico in generale, non sullo specifico. Ho sbagliato io a dire sì, perché no, poi ma giustamente perché- Luca mi ha detto l'incontro. Io intendevo dire una serata, il tema appunto della risposta dell'assessore, una serata solo su quel tema è una serata riduttiva, nel senso che non ci sono grandi cose da dire. Noi sicuramente faremo un incontro pubblico e in quel caso se i cittadini hanno necessità di chiedere chiarimenti e robe, siamo qua insomma. Sì, va bene. Allora praticamente devono andare dai vigili, punto. Se ci sono problematiche oppure O segnalarlo. o segnalarlo Basta in municipio o Come direttamente sempre, all'assessore. anche nell'app, sì. Direttamente all'assessore. Beh, anche adesso. Faceva segnalazioni di tutti i giorni, quindi... Va bene, I vigili se mi dai il escono. permesso di rendere pubblico il numero di telefono, darò il tuo numero di telefono. No, ma Se perché mi devi dai- dare il numero dell'assessore, scusa, c'è un municipio. L'assessore di competenza? Ma è l'assessore che risponde, scusa?
Ti ho detto, l'assessore dopo deve chiamare i vigili, conviene chiamare direttamente i vigili hanno un cellulare, dagli anche il numero dell'assessore se ti autorizza, ma non vedo... Beh, il numero dell'assessore penso che ormai lo va tutti, ma insomma. Sì, tra l'altro. Va bene. Ok, bene. Volevo farla all'inizio, però poi ho detto la faccio alla fine. Avrei anche un'altra proposta, se si può, all'assessore Andreatta. Se così, visto il periodo di cui abbiamo appena passato sul tema istruzione, eccetera, volevamo fare una proposta di istituzione di una commissione sull'istruzione comunale, come quella sul turismo. Sarà possibile? Cosa ne pensa? Beh, rispondo io, l'istruzione non è materia dei cittadini. La commissione sul turismo aveva un senso logico, al di là del fatto che, scusatemi, io ho intenzione di non nominare più commissioni, perché ogni volta che nomino qualcosa non va mai bene niente, quindi ogni volta mi tocca, non va mai bene niente, quindi commissioni non le nomino più. Quella del turismo aveva un senso logico, nel senso c'erano dei privati che si erano messi anche volentieri a disposizione per una serie di interventi e suggerimenti. C'era la volontà comunque di far partecipare il nostro territorio al bando sul distretto del commercio a cui devono partecipare i privati. Abbiamo pensato che istituire uno strumento qual è la commissione comunale per dar voce, fare in modo che ci fosse anche da parte dei privati l'attivazione per andare a sensibilizzare e creare una anche organizzazione non solo dal punto di vista turistico ma anche e soprattutto per tutti quelli che sono i bandi che inevitabilmente non fa il comune ma devono fare i privati, e allora si è deciso di istituirla. Il tema dell'istruzione, l'istruzione ha un POF, un piano di offerta formativa. Se posso leggere la proposta, capite dove voglio... Sì, ma chi coinvolgi nella commissione comunale? Nella proposta ho scritto gli attori... Ok, sentiamo. Allora, premesso che l'istruzione rappresenta un settore fondamentale per il futuro della nostra comunità e necessita di una programmazione attenta e condivisa. Negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti significativi nel panorama scolastico locale, tra cui il calo demografico e le difficoltà legate alla gestione delle istituzioni scolastiche. Il caso dell'Istituto Alberghiero Maffioli ha evidenziato la necessità di affrontare tempestivamente le questioni legate al futuro delle scuole di Pieve, anche se sicuramente è legato alla provincia, però è comunque... No, non è legato, è competenza Sì, per legge però- della provincia, non è legato alla provincia. Il regolamento comunale, articolo 16, prevede che il Consiglio Comunale può istituire commissioni comunali costituite da consiglieri comunali e cittadini residenti e non nel comune, o anche solo cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale o che diano garanzia di serietà dell'impegno civile e sociale. Considerato che una commissione comunale per le istruzioni consentirebbe di monitorare costantemente l'andamento delle scuole del territorio, analizzando i dati relativi alla demografia scolastica e alle esigenze delle famiglie. Tale commissione potrebbe promuovere tavoli di lavori con dirigenti scolastici, docenti, genitori, rappresentanti di plesso e altri attori del mondo della scuola, con l'obiettivo di elaborare proposte concrete per il miglioramento dell'offerta formativa. Il coinvolgimento della minoranza garantirebbe un confronto democratico e costruttivo, evitando decisioni prese in emergenza e favorendo una gestione più partecipata alle politiche educative comunali. Si propone pertanto l'istituzione di una commissione comunale per l'istruzione composta da membri di maggioranza e minoranza, con il compito di monitorare le dinamiche scolastiche del territorio con particolare attenzione al calo demografico, collaborare con le istituzioni scolastiche per sviluppare strategie e valorizzare l'offerta formativa, promuovere dei tavoli di lavoro con i dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti dei genitori e altri attori del settore, fornire indicazioni e proposte all'amministrazione comunale per una gestione più efficace delle risorse destinate all'istruzione. Chiediamo appunto questa proposta. Allora, non funziona. Allora, innanzitutto, naturalmente è apprezzabile questo interesse, diciamo, per il mondo dell'istruzione, per il quale io sono assolutamente d'accordo dell'importanza e la valenza che abbia per, diciamo, per la comunità.
Diciamo che c'è una autonomia, ecco, la competenza del comune per quanto riguarda la parte dell'istruzione è limitata alle scuole, diciamo, alla primaria e alla secondaria di primo grado, e per quanto riguarda soprattutto in maniera particolare gli edifici, tutta la parte, diciamo, tecnico-operativa. Per quanto riguarda il piano formativo, naturalmente attualmente c'è una collaborazione, ma è sempre a discrezione della scuola, del consiglio. C'è già da parte dell'amministrazione c'è già una collaborazione e c'è sul piano anche delle proposte, c'è già assolutamente, però ripeto, non è compito non è compito nostro interagire, suggerire, però naturalmente non imporre. Il tavolo di lavoro sinceramente non lo ritengo operativamente utile. Cioè non ha senso, non c'è Non è che noi dobbiamo andare a fare delle proposte per il loro POTOF, perché ovviamente non è competenza della politica. E allora che proposte fai? Parlavi di quello? No, monitorare, sentire le esigenze, un po' quello che si era Ma parlato guarda anche che l'amministrazione, l'assessore in particolare, ha uno scambio quotidiano con la scuola. Ma nel nostro caso chiediamo che ci sia anche un membro di minoranza. La minoranza no, cioè la minoranza è minoranza per un motivo, se no sarebbe amministrazione. Cioè non è che la minoranza decide insieme all'amministrazione qualsiasi cosa, la minoranza ha le competenze in consiglio comunale e un consigliere di minoranza ha le competenze di un consigliere comunale, non di un assessore o potere. Cioè alcune cose vengono viste direttamente dall'assessore o dalla giunta, neanche passano per i consiglieri di maggioranza. Cioè, e la competenza, avete mai visto un progetto o qualcosa che riguarda un'offerta formativa della scuola votata qui in consiglio comunale? Tu ormai è qualche anno che sei in consiglio comunale, non è competenza. Ma no, vabbè. Qua si parla di, per esempio, c'è una situazione di calo demografico da analizzare, Lo c'è affrontiamo da chiudere una scuola per X motivi, Allora, una scuola in difficoltà, cioè fare dei tavoli di lavoro su questo per non trovarsi a dover magari prendere delle E il tavolo di lavoro cosa fa? Produce bambini? Cioè il calo demografico, non c'è il calo demografico nel nostro comune, scusatemi. Scusa, non c'è il calo demografico? No, non è Nel 2023 non è nato nessuno a Pieve del Grappa. Dati del DUP, 37 morti, 0 nascite. Dati del DUP questi, L'avete scritto voi sul DUP? No, è impossibile. No. Allora sul DUP ci sarà un errore che non è stato caricato. Il calo demografico è un problema che non riguarda ovviamente solo Pieve, riguarda molti comuni. Era un modo per Ma non è un tema che riguarda le nostre scuole, questo intendo. Le nostre scuole non hanno la difficoltà, voglio dire, Cavaso e Possagno fanno una prima con 15 quest'anno, noi non abbiamo questo problema per fortuna. Il calo demografico più alto si ha adesso per i ragazzi più grandi, dei 15 anni in poi, lì ci sarà la curva in discesa in maniera pesante. E noi ci siamo assestati e tra l'altro le nostre scuole, tra cui anche il Filippin, ha un incremento, per dirvi il Filippin, ha il 25% in più di iscritti quest'anno, in tutto, sia all'asilo che alle elementari che alle superiori, quindi è tutto un discorso di offerta formativa. Noi abbiamo la fortuna che le nostre scuole hanno gente che arriva anche da fonte, ci sono tantissimi iscritti da fonte. Sì, questo lo Quindi al netto del calo demografico è proprio un tema di scuola che offre quello che i genitori cercano, quindi un piano di offerta formativa sensato, un piano di offerta formativa innovativo, delle esperienze, dei laboratori, e per fortuna le nostre scuole su questo sono tra le migliori della Pedemontana. Quindi per quanto riguarda il rapporto anche con le nostre scuole locali, abbiamo avuto ultimamente dei problemi dovuti al fatto anche del cambio della dirigente. Sapete che ci sono stati recentemente, appunto, abbiamo avuto anche degli incontri e degli scambi per quanto riguarda anche dei suggerimenti anche per quanto riguarda l'offerta formativa e naturalmente una partecipazione attiva
attiva da parte del territorio, in modo che chiaramente debba essere considerato come partner della scuola. Assolutamente, su questo è in atto un dialogo anche molto, diciamo, un dialogo costante. Sì, noi abbiamo fatto questa proposta perché alcuni comuni l'hanno attivata e quindi abbiamo voluto... Sì, però i proporla. genitori che sono i primi interessati sono in consiglio di istituto, sono rappresentanti di classe. C'è il comitato genitori che comunque si interfaccia sia con la scuola costantemente che con noi. Cioè, alla fine, cioè, voglio dire, perché per i componenti di minoranza forse il tema era di avere una commissione, ma la commissione cultura si occupa anche dei temi dell'istruzione qualora ci fosse un tema da Sì, no, affrontare. quella è una commissione consiliare, era per coinvolgere Ma anche no, gli esterni no. gli esterni. No, non ha senso, nel senso che gli esterni coinvolti sono i genitori che poi si hanno altre modalità di interfaccia con la Va scuola. bene. Comunque consegniamo. Bene, grazie, chiudiamo il consiglio comunale, buona serata a tutti.